educarli al sport e alle varie discipline, quindi anche allo stare assieme, creare anche sinergia all'interno degli sport stessi e sicuramente partendo ovviamente dalle elementari, quindi i primi input sportivi sicuramente a quell'età, ma anche alle scuole materne che anche seppur siano così piccoli, però iniziano dalle piccole cose, dai piccoli aspetti sportivi già ad entrare in questo meraviglioso mondo dello sport che sicuramente porterà molte soddisfazioni in avvenire. Questo è l'obiettivo di Sport e Salute, la manifestazione che quest'anno, giunta alla terza edizione, coinvolge circa 1700 bambini delle scuole materne, primarie e secondarie. È una manifestazione che coinvolge un sacco di bambini delle nostre scuole che così vengono avvicinati agli sport, a vari sport. È una manifestazione che coinvolge le associazioni sportive del nostro territorio che ringraziamo a nome della municipalità ed è una manifestazione che è appoggiata dall'amministrazione comunale. Anche all'amministrazione comunale vanno i nostri ringraziamenti. L'evento è inserito nel calendario delle città in festa e si svolgerà venerdì dalle 8:30 alle 13, quando i bambini potranno provare varie discipline sportive, da quelle più comuni a quelle più singolari. La seconda giornata, invece, sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, è aperta a tutti e prevede esibizioni, tornei, saggi delle varie associazioni, prove gratuite di pratica sportiva, oltre che per i più piccoli laboratori di aquiloni, colori e animazione.